Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. Un pusher del Nisseno è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il sospettato è un giovane ventenne di Gela che è stato fermato dagli agenti mentre attraversava il centro storico della città in auto. La polizia ha notato che il giovane era particolarmente agitato e nervoso, il che ha sollevato i loro sospetti. Dopo aver effettuato una perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno trovato circa 1 chilogrammo di hashish suddiviso in panetti già confezionati per la vendita. E ancora cronaca, la compagnia di Catania, Piazza Dante dei Carabinieri ha arrestato in flagranza un uomo di 27 anni e una donna di 36, entrambi pregiudicati e residenti a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio in concorso. Inoltre la donna è stata denunciata per il possesso di armi. La perquisizione ha portato alla scoperta di 18 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio. E adesso la politica. Elly Schlein ha vinto le elezioni per diventare la nuova segretaria del Partito Democratico con il 53,8% dei voti contro il 46,2% del suo avversario Stefano Bonaccini. In Sicilia netto il successo di Schlein con una percentuale del 57,3% contro il 42,7% di Bonaccini. Elly Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta e Trapani, mentre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa e Messina. In Sicilia sono stati oltre 55.000 i votanti. E adesso lo sport con il Palermo che tornerà subito in campo domani alle 20:30 al Barbera per affrontare nel turno infrasettimanale la Ternana. Dopo gli scontri con le cosiddette big del campionato, Regina, Genoa, Frosinone su Tirol, che hanno portato in cassa 5 punti, frutto di una vittoria e 2 pareggi, si aprirà domani il ciclo di quelle gare il cui risultato vale doppio. Sono le partite contro la Ternana, appunto, Pisa, Cittadella, Modena e Parma, tutte aspiranti a conquistare un posto nei play-off per la promozione in Serie A. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.